abbiamo avuto come sindaci, tutti i 14 sindaci dei comuni che hanno affinità con questo provvedimento che coinvolge 15 uffici postali della nostra provincia. Ringrazio anche Paolino Barbiero che fin da subito ci ha dato la sua solidarietà e penso che ci sia la possibilità di fare delle attività comuni per cercare di arginare l'effetto nefasto di questo provvedimento per determinate comunità sulle quali comunità in cui si viene a calare. Ringrazio anche l'Associazione dei Comuni della Marca che rappresentando 93 su 95 comuni della nostra provincia sostanzialmente rappresenta tutti i comuni, anzi direi che nella logica del tavolo che è stato in qualche maniera anticipato, di cui parleremo dopo, ci debba essere necessariamente una rappresentanza della provincia di Treviso, dell'ANCI, che giustamente è, come si diceva, però prima con si parlava di ANCI, perché in effetti pare che ci sia questa apertura che dopo sentiremo anche dai parlamentari. Ringrazio ovviamente i parlamentari presenti, sono una presenza importante anche numerica rispetto alla rappresentanza che abbiamo alla provincia di Treviso, perché su 7 parlamentari abbiamo 5 rappresentanti, l'onorevole Pisinella, si scusa il senatore Sacconi che mi ha telefonato dicendo che purtroppo non può essere presente e si scusa anche, penso per ragioni elettorali, l'onorevole Marcolin che immagino sia impegnato con il zono. Per quanto riguarda il tema, noi quando abbiamo visto questo provvedimento siamo rimasti molto colpiti ed è un'altra spontanea questa volontà di ritrovarci e devo dire che unanimemente abbiamo condiviso il ragionamento perché c'è parso un provvedimento in Poste Italiane, si dice tra l'altro concertato con il governo non so quanto, facendo riferimento al decreto ministeriale del 2008 ma soprattutto alla delibera dell'autorità delle garanzie nelle comunicazioni che di fatto ha scombussolato quella che era una pianificazione originale, perché da una pianificazione originale tra l'altro pubblicata su Italia Oggi ma di dominio pubblico e comune, risultava che in virtù del decreto ministeriale del 2008 gli uffici postali in tutta Italia, non da tutto, di parte da riorganizzare, fossero di 1156, di cui 4 in provincia di Treviso. Uno poi successivamente di Valdoviane è già stato chiuso, quindi ne sarebbero rimasti sostanzialmente 3. Adesso io non so quali siano le ragioni, sia le capacità di tirare più o meno una giacchetta, oppure siano motivazioni di altro genere. Le poste assumono un pretesto, secondo me, che è la delibera dell'autorità di Agcom del numero 342, che io mi sono scaricato, perché mi sono scaricato tutti quanti e abbiate visto. In realtà, in quella delibera si è tenuto conto di alcune specificità, per cui si è detto che un comune sopra gli 800 abitanti, se ha già un ufficio postale, quello va salvaguardato, se ne ha 2 però uno va chiuso. Quindi avrebbe spostato questa pronunciamento, poi ci sono alcune altre cose, ma avrebbe dovuto spostare di 10-15 uffici postali. In realtà, cosa è successo alla fine? Che ci troviamo con un provvedimento che porta a 450 chiusure, dalle 1156 previste, e delle 3 che dovevano essere in provincia di Treviso, 4 meno una previste in provincia di Treviso, ci troviamo con 15. Quindi è evidente che anche il pronunciamento dell'autorità in realtà è un pretesto, perché se così fosse stato probabilmente quelli della provincia di Treviso potevano rimanere 3, e poi si sarebbe potuto discutere sulle modalità, ma questo è un affronto. Quindi la ragione per cui come sindaci in maniera molto serena abbiamo ritenuto di invitare i parlamentari, perché qui è una questione prevalentemente e prettamente di peso politico del territorio, ha più che un confronto, una condivisione di un percorso, è proprio questo, se noi dobbiamo dimostrare che questo territorio anche politicamente sul piano nazionale, visto che non si sono seguiti dei criteri oggettivi, perché se andiamo a vedere
la media di uffici postali in Italia è di 6.700 abitanti per ufficio postale nelle aree urbane, non posso citare il caso italiano, io ne ho 4, oggi sono 35.600 abitanti, quindi dovrei averne 6, ne ho 4, me ne chiudo uno, rimango con 3, la media è di 11.880 a fronte dei 6.700 di media nazionale, quindi c'è una follia, non tiene. Potrebbe essere l'unica argomentazione che secondo me può tenere è quella economica, ma allora è bene che le poste sappiano che da adesso in avanti non sono più le poste italiane che hanno un accordo che hanno un contratto di servizio con lo Stato, sono le poste private che la vediamo girare quando le parti di allora, se questo è l'interlocutore che chiama, è bene che ci organizziamo. Ma se invece sono questa organizzazione che ha un accordo e un contratto di servizio con lo Stato, il servizio deve portarsi. È vero che sono cambiate le condizioni, è vero che quello che sostengono può avere un fondamento, cioè quello di dire c'è un'evoluzione in corso, c'è il sistema telematico sta prendendo piede rispetto al resto, ma è anche altrettanto vero che le file all'interno degli uffici postali principali sono infinite, basta che vedere l'ufficio centrale. Nella logica della proporzione che dicevo prima, considerando che quello più piccolo è quello che vogliono chiudere, un rapporto doppio rispetto alla media nazionale è chiaro che comporta dei servizi, quindi aggiungeremo di servizio. Il tema dei pensionati, io non lo so, anche dal punto di vista economico e di gestione economico-finanziaria e manageriale dell'azienda ho qualche perplessità, perché se è vero, cito il caso di un ufficio di quelli previsti per la chiusura, che ci sono ancora dei pensionati che hanno il banco posta per 280 persone, circa una ventina sono quelli che vanno a incassarla direttamente, è evidente che domani mattina si riserva l'ufficio postale, probabilmente la scelta loro sarà verso un'altra banca, è una risposta che credo che anche dal punto di vista economico non sia una scelta così intelligente, indipendentemente da tutto. Noi ne facciamo una questione tutti quanti di servizio, allora, ben disponibili a ragionare, ben disponibili a fare tutte le considerazioni del caso, però ci sembra innanzitutto che la comunicazione a 2 mesi di distanza giusti sia oggettivamente tardiva. E è anche vero che mi ha detto, l'ha detto a tutti noi, tutti quanti, penso la stessa cosa, che è stata anche un atto di delicatezza, perché secondo loro potremmo aspettare 15 giorni prima. E si impegnano tra l'altro a dare idonea informativa alla cittadinanza, non so quando. Penso addirittura che abbiano dei problemi contrattuali, perché in molti casi, penso a quello del nostro, hanno un contratto di affitto, dovrà pure anche disdirlo, quindi rischiano di pagare per 6 mesi l'affitto e aver chiuso per 4 mesi l'ufficio. Ecco, penso che siano tutti ragionamenti effettivamente che dimostrano un provvedimento raccogliticcio, un provvedimento lesivo di questo territorio, quindi penso che ognuno di noi si debba sentire parte attiva di una rivendicazione che supera le motivazioni della divergenza politica, che non si tratta di fare assolutamente di rivendicazioni di questo tipo, però è oggettivo che il provvedimento è un provvedimento iniquo, paradossalmente, l'ho già detto, lo ripeto, era più comprensibile ed è stato più comprensibile la riforma assurda della giustizia che si è fatta, ma siccome non c'è stato il coraggio di fare delle scelte di merito, si è fatta una riforma lineare. Allora, sei capoluogo di provincia ti tieni il tribunale, non sei capoluogo di provincia, anche se il tribunale è titolare tipo passato, lo pigliamo. Qui non c'è neanche questa razza, per cui siamo veramente fuori da tutti i ragionamenti che possono essere razionali. Quindi a me personalmente, non so se interpreto anche i sentimenti dei miei colleghi, mi dà l'impressione che sia un provvedimento che vede giacchette girate, che vede tutto un meccanismo che oggettivamente non è di linearità e che ci sarebbe richiesto in un momento così difficile, ma al tempo stesso anche un momento di prospettiva